A nanna dopo Carosello, una frase del passato che oggi ritorna di grande attualità e sanità. Fino ai 10 anni di età i bambini devono andare a letto entro le 9 di sera. Lo sostengono gli studiosi della Fondazione Novella Fronda di Padova, che da sempre si occupano di dipendenze. Sono partiti dai comportamenti deviati degli adulti, anche sotto effetto della cocaina, e sono andati indietro nel tempo, all'adolescenza e alla prima infanzia. Perché è lì che il cervello si plasma, pur essendo un organo plastico. Oggi le pagine dei giornali sono piene di comportamenti nei ragazzi e negli adolescenti di tutti i tipi, che conosciamo tutti, che arrivano fino all'omicidio e al suicidio. Voi sapete quanti ragazzini oggi possono andare incontro a quella sorte. Ecco, quel discorso non sembra, ma parte da importanti deprivazioni di sonno e dalla mancanza di regole educative da parte della famiglia e della collettività su questo tema, che invece deve essere riportato al centro dell'educazione sociale. Comportamenti come le violenze sessuali, i disturbi alimentari, il bullismo, le dipendenze derivano principalmente da una deprivazione del sonno, dice lo psichiatra. Far dormire di più i bambini li farà adulti migliori. I bambini andrebbero fino a 10 anni, 8-10 anni, mandati a letto prima delle 9, 9 e mezzo di sera, e una volta che si svegliano ben ristorati da questo bel sonno, i genitori e i nonni dovrebbero stare attenti a non viziarli, cioè ad insegnare loro ad aspettare di essere premiati perché hanno fatto qualcosa per meritarselo.